nido, quindi le scuole dell'infanzia, i 0-3 ma comunque anche gli 0-6 anni, e quindi grazie per essere qui. Le salutiamo e le ringraziamo perché loro hanno la responsabilità del nostro futuro, perché poi alla fine è questo, no? L'educazione dei bimbi che sono i nuovi cittadini e che sono coloro sui quali dobbiamo investire di più. E peraltro è anche occasione per ricordare, l'ho detto anche le signore prima, che domani ho conto di fare l'ulteriore ordinanza che tratta diversi temi, tra i quali per primo ovviamente quello delle scuole dell'infanzia e quindi il discorso centri estivi e quant'altro. L'assessore Lanzarin ha già preparato in tempi non sospetti, penso ormai da 10 giorni o 15, le linee guida, e poi altri temi che sono quelli dei parchi di divertimento, che sono anche altre tematiche che domani vedrete. Passerei subito un saluto a tutti, anche i presenti ovviamente, e a coloro che sono collegati, e passerei subito al bollettino in modo tale che recuperiamo sui tempi, e quindi partirei subito con il totale di tamponi, che sono 548.843 e sono 12.045 più di ieri. Vedete, continuiamo con questo trend di almeno 10.000 tamponi al giorno. Abbiamo in isolamento in questo momento 3.210 persone, mediamente sono 150-200 in meno rispetto al giorno precedente, e oggi sono meno 2,49, quindi 250 persone di fatto se ne sono uscite dall'isolamento. Vi ricordo questo dato che cresceva di giorno dopo giorno nei periodi tragici. Il numero di positivi è 19.038, più 8, quindi 8 positivi in più rispetto a ieri, su un budget di almeno 12.000 tamponi, se volessimo fare un parallelo con i tamponi, e quindi sono 8 persone in più. I ricoverati sono 566, sono 9 in meno rispetto a ieri. Le terapie intensive oggi hanno 46, meno 1 rispetto a ieri. Sono sempre a metà i Covid e non Covid. Anzi, per la precisione, nelle terapie intensive 15 sono positivi e 31 negativi. Quindi la maggioranza è 2/3 e 1/3 praticamente. La maggioranza sono negativi, quindi sono pazienti storici ormai, pazienti che sono lì da 4 settimane, 5 settimane, 3 settimane, e quindi si sono anche negativizzati durante le cure. Quindi 46, 15 positivi e 31 negativi. I dimessi sono 3.229 e sono esattamente più 13 rispetto a ieri. I morti in totale sono 1.841, dei quali 1.337 sono morti direttamente nelle strutture ospedaliere, 1.841 il totale. I nati sono 87 nelle ultime 24 ore. Allora, vi do, prima di passare a due riflessioni, ne approfitto anche per la presenza delle signore e quindi di quello che sono le scuole dell'infanzia e gli asili nido. Poi magari a questo punto presentiamo anche alcuni lavoretti che ci hanno mandato dei bimbi. Volevo dirvi che sulle donazioni siamo a 38.256 donatori per un totale di 57.600.000 euro. Quindi la raccolta dalla solidarietà dei veneti è di quasi 57.600.000 euro. È una cifra paurosa raccolta. Ringrazio tutti quelli che continuano a donare, a versare. Ieri abbiamo avuto, adesso ci sono molte aziende, ieri abbiamo parlato di Bauli che ha fatto una grossa donazione di prodotti dolciari per la sanità. Abbiamo aziende che mandano prodotti alimentari sempre per il mondo della sanità, per i nostri dipendenti, e non posso non ricordare i gondolieri. Ci scrive il presidente Andrea Balbi
ovviamente in rappresentanza dei gondolieri di Venezia, ci comunica che l'associazione gondolieri ha deliberato, pensate, 100 giri gratuiti per il personale sanitario del Veneto, quindi i nostri sanitari avranno 100 giri in gondola regalati dall'associazione gondolieri, quindi ringraziamo veramente di cuore anche l'associazione. Scusate, perché sentono tutto da casa. E volevo anche ricordare che c'è una signora che compie gli anni oggi, la nonna Marcella Quaggiato, fa 101 anni, gli over 100 li ricordiamo, ci ha scritto e le facciamo quindi tanti auguri. Per quanto riguarda, prima di passare a due disegni dei bimbi, voi sapete che noi stiamo portando avanti questa idea di fare la mostra, abbiamo centinaia di disegni che arrivano tutti i giorni e i bimbi stanno facendo una produzione artistica da paura, anche molto creativa, merito anche vostro che li state assistendo e molte scuole addirittura ci mandano il plico dei disegni e quindi faremo una grande mostra. Peraltro ho parlato col sindaco di Vo, mi sembra il minimo che la mostra dovrà passare anche per Vo e quindi ho già parlato con Giuliano Martini, che saluto e saluto tutta la comunità di Vo. Peraltro c'è una bimba di Vo che ci ha scritto, è una bimba, non so se ho qui la letterina, si chiama Lucilla Zattarì, ci ha scritto che è andata a fare il tampone. Voi sapete che i bimbi si sono messi in fila 2 volte i tamponi più prelievo del sangue e facendo il tampone in faringe le è partito il dente. Ha perso il dentino perché questa bimba è una bimba di 7 anni e quindi è normale che perda i denti. E ha detto la formica mi ha dato 20 euro e io gli ho donati al coronavirus, quindi si è chiuso proprio in maniera idilliaca sta storia. Volevo dire per informazione, mi ha scritto e ne ho parlato col rettore Bugliesi di Ca' Foscari rispetto al tema dell'aumento delle tasse, mi ha dato un comunicato che poi vi rilascio, lo lascio ai giornalisti, mi dice che le tasse a Ca' Foscari non sono aumentate, sono le stesse da 6 anni, poi mi fa tutta una spiegazione e quindi penso sia doveroso, siccome mi è stato chiesto, io sono anche intervenuto su questa vicenda, ovviamente in punta di piedi, poi vi giro il comunicato che il magnifico rettore ci ha mandato. Per i bimbi voglio dirvi che abbiamo poi ho un lavoro fatto da 8 fratellini, c'è una famiglia con 8 fratellini, ma ve lo porterò un altro giorno. 2 bimbi, Giorgia e Mattia, ci hanno mandato, voi sapete, le maestre lo sanno, i pulcini hanno sbancato, adesso stanno arrivando disegni e quindi ringraziamo Giorgia e Mattia, stanno arrivando tutte le versioni possibili e immaginabili dei pulcini, al punto tale che c'è un bimbo che si chiama, è un nome, devo pronunciarlo bene, Hernandez Junior Alessandro di Pieve di Soligo, che ha rifatto, un bimbo di 5 anni, Alessandro, ha rifatto la rivisitazione delle bandiere e su quella del Veneto ci ha messo il pulcino, giustamente, che è ancora più forte del leone il nostro pulcino. E poi ancora questa bimba che ci ha mandato, che è il nome, dove c'è, eccolo qui, Iafira Eleonora Biancato, che è di Monselice, ci ha mandato il soldone di cioccolata, ma sotto c'è un euro, sotto nascosto l'euro. Ecco, molti bimbi, voi sapete anche il significato, ci mandano disegni con l'offerta e li occultano, l'offerta è sempre occultata nel disegno. No, però è un senso, cioè, andrebbe anche capito, cioè, molti fanno la bustina, altri fanno la scomposizione del disegno, però ci avvisano, guarda che se poi lo troverai l'euro. E poi visto che ha interpretato anche la mia passione, ecco, Enrico di Montaner, eccolo qui, mi ha fatto il cavallo, quindi salutiamo anche Enrico, che è un bimbo di 6 anni, di Montaner, che è in comune di Sarmede, e guardate che bel disegno, ha fatto il cavallo, un po' colorato, ma insomma ci sta. Con la mascherina adesso che ho visto il cavallo, ecco, grazie anche Enrico. E 2 considerazioni, noi siamo ancora subissati di segnalazioni rispetto al tema degli assembramenti, del fatto che molti giovani vadano fuori dai bar e ci sia, oltre che l'assembramento, non ci sia l'uso della mascherina. Onestamente ne ho parlato anche con i colleghi presidenti, fra l'altro dopo andrò su anche con un po' di fretta perché abbiamo la conferenza dei presidenti di regione aperta,
E dico che è un problema che un po' tutti rilevano, no? Cioè in giro per le piazze delle città italiane c'è questo clima di festa, di liberi tutti, ce la faremo, non c'è più, ce l'abbiamo già fatta e roba del genere. Noi siamo preoccupati perché il rischio di reinfezione è alto. E ringrazio tutti quelli che rispettano le regole, che sono la maggioranza, perché oggettivamente fa più rumore un albero che cade e una foresta che cresce, però oggi noi dobbiamo anche preoccuparci del rumore dell'albero che cade, dell'albero che cade, perché comunque potrebbe dar vita a nuove reinfezioni. L'appello che faccio sempre io è che quello di rispettare le regole. Noi siamo lì attenti a vedere il modello matematico da un lato, e lo sta seguendo l'assessore Bottacin, e dall'altro l'evoluzione, perché abbiamo di fatto l'apertura del 18 alla volta del 28 maggio, sono passati 10 giorni e da lì capiremo cosa sta accadendo. Ovviamente il movimento sui ricoveri lo andremo già a percepire il 7° 8° giorno, se ci saranno casi di reinfezione. Se ci saranno casi di reinfezione dovremmo ripensare a chiusure, dovremmo ripensare a restrizioni, dovremmo ovviamente pensare eventualmente, qualora ci fossero anche dati negativi, anche a fare quarantene di focolai e quindi a chiusure rispetto a focolai evidenti. Ovvio che un infetto da una parte e un infetto dall'altra non fa focolaio, ma secondo le linee guida vi ricordo che il focolaio comincia a essere importante già quando ha 2 o 3 individui nella stessa località. Per cui andiamo con molta prudenza, e la preghiera a tutti di fare ancora questo sacrificio almeno fino al 2 di giugno. Passo la parola per le domande. Io farei il solito giro da sinistra. Se avrei notato il collega che non conosco, Grandesso. Ciao. Accendi. Ecco, le 2 temi importanti, anche legati a loro, il rapporto con l'Europa e questa situazione in cui non si sa se le frontiere apriranno, l'Austria, e poi ovviamente la seconda domanda sul rilancio del turismo in Veneto, insomma, se ha un piano interessante anche per attirare i turisti sia europei che extraeuropei, se c'è un'idea. E poi la prima domanda ovviamente sull'apertura delle frontiere, anche il governo italiano sembra un po' titubante, volevo capire qual era la sua... Ma sono due temi collegati, perché comunque l'apertura delle frontiere è strettamente legata ai flussi turistici, oltre che a commerciali. Considerate che noi siamo molto preoccupati perché, come ricordo spesso, questa crisi fa perdere al Veneto circa 50.000 posti di lavoro, e 35.000 dei quali ovviamente sono posti del comparto turistico. E proprio per questo la preoccupazione è massima, perché per noi la prima industria in Veneto è il turismo, fattura circa 18 miliardi di euro. Detto questo, da un lato noi speriamo che nel rispetto delle regole sanitarie e nella massima tutela della salute dei cittadini si vada verso un Schengen sanitario, nel senso che si vada verso un Schengen sanitario, il che significa che, se è sostenibile, non ci siano più limiti, ad esempio rispetto alle quarantene. Il vero tema non è tanto arrivare in Italia o dall'Italia andare in qualche paese, ma è quello di non doversi necessariamente mettere in quarantena. Un ruolo qui lo potrebbe avere ad esempio anche l'aspetto diagnostico dal paese di provenienza. Non so, uno si fa il tampone, arriva e sappiamo che ha già avuto il tampone e quindi c'è stata una fase diagnostica. Fermo restando che stiamo parlando di una mole di turisti che è paurosa. Per darvi una dimensione, Venezia nelle giornate di overbooking estive arrivava anche a 150.000 transiti al giorno. E voi capite, per carità, non erano tutti stranieri, ma capite che il contingente sui 70 milioni di presenze turistiche di stranieri è almeno la metà, cioè vorrebbe dire diagnostica importante che noi non riusciamo a realizzare per ovvi limiti logistici e pratici. Spero che ci sia questo Schengen sanitario. Invito e spero che il Ministero degli Esteri faccia parte in maniera importante e pesante ai tavoli internazionali
e che si finisca di leggere sulla stampa internazionale di corridoi di qua, corridoi di là, ma sono tutti corridoi che non riguardano l'Italia, perché questo vuol dire essere tagliati fuori. Pensare che l'austriaco e il tedesco stia progettando un corridoio su Croazia e lasci fuori il naturale sito del turismo tedesco e austriaco, che è l'Adriatico, a me sembra inverosimile. Per quanto riguarda, tu mi avevi chiesto la campagna promozionale, noi stiamo lavorando, siamo anche a un buon punto. Certo è che adesso sappiamo che la piazza virtuale della promozione sarà ingolfata a livello internazionale, sarà ingolfata di messaggi comunicativi delle diverse offerte turistiche nazionali delle diverse nazioni e poi a scalare per tutto quello che riguardano i diversi territori. Immaginate l'Italia vende l'Arena di Verona, vende il Lago di Garda, venderà le spiagge, poi venderà, che so, il Colosseo, i Templi di Agrigento e così via. Quindi stiamo tentando anche di calibrare una campagna che sia, ripeto, portata avanti da dei testimonial a livello internazionale e che sia anche aggressive, cioè che sia fuori, aggressive brutto termine, che non sia convenzionale, perché altrimenti andiamo a perderci nel mare magnum. Però l'assessore Canal sta lavorando e l'ho sentito anche ieri sera e quindi mi sembra che siamo a buon punto. Chi si era prenotato? Parisi, Malavasi. C'è Martina a seguire. No, ma andiamo con l'ordine, così andiamo ognuno al suo. Presidente, buongiorno. Emiliano. Ciao. Buongiorno a tutti. Dunque, Presidente, visto che il modello Veneto ha fatto e sta facendo scuola in tutta Italia, non soltanto con i tamponi a tappeto, poi con la chiusura e la definizione della zona rossa dopo quanto accaduto a Vossolo, per citare alcuni dei tratti delle diverse ordinanze, considerato il suo appello che bisogna rispettare le regole, noi come emittente Media Nord-Est documentiamo giorno dopo giorno gli assembramenti nelle varie movide, ci arriva più voci la richiesta, ma perché non, visto che comunque bisogna essere ligi, non prevedere una chiusura con l'ordinanza dei locali alle 22:30, cioè stabilire un orario entro il quale poi questa gente debba tornare a casa, visto che da soli non ci si regola, non parlo per tutta la gente ma per la maggioranza, insomma. Ma guarda, partirei dall'ultimo termine, Anna Maria, da soli non ci si regola. Sarebbe una sconfitta pensare che i cittadini abbiano bisogno di una ordinanza, una chiusura per far capire a loro che la mascherina salva la vita. Però vediamo tutti i giorni purtroppo gente che ho capito, ma sì, questo l'ho l'ho capito, ma dobbiamo anche ho capito, ma queste cose qua le diciamo oggi, se le avessimo dette 3 mesi fa avremmo detto dittatore, no? Chiunque avesse detto queste robe. Interroghiamoci invece sulla qualità di quello che ne sta venendo fuori. Ne sta venendo fuori che spesso persone che fanno la morale al mondo sui social poi alla fine hanno anche difficoltà a portare la mascherina, perché l'anarchia arriva al punto tale che tutto quello che è una regola di sanità pubblica, ripeto, non è che abbiamo deciso di che colore devono essere le magliette dei veneti, stanno dicendo semplicemente che c'è un medicinale non convenzionale che è una mascherina, non si porta. Allora io ti rispondo che al momento non è all'ordine del giorno un'ordinanza per chiudere prima i locali, punto. La considererei una sconfitta, ma lo dico da veneto, perché pensare che ci siano dei veneti che hanno necessità di essere, diciamo, contingentati nelle loro azioni perché non capiscono di cosa stiamo parlando. Qualcuno mi ha scritto, ma alla fine l'incidenza è bassa, stiamo solo parlando di 1800 morti, anche se ne fosse morto uno solo di Veneto è importante, perché a questo punto c'è anche un tema sul valore della vita da affrontare. Allora io spero che questa crisi e che questa emergenza ci serva anche a fare altre riflessioni in natura sociale, no? Siamo tutti, prima che dei consumatori, siamo dei cittadini, forse varrebbe la pena di ragionare sul fatto che siamo cittadini prima che consumatori. Scusi Presidente, quindi al momento, pertanto sarà da valutare da qui ai prossimi 10 giorni... Quello che ho detto prima, sì. Malavasi si prepara Tandon, poi Emiliano e Prigioni. Con ovviamente mascherina, gel, distanziamento eccetera, possono riprendere già da oggi o da quando insomma i corsi di formazione in ambiente chiuso, penso a formazione per giornalisti, architetti, ingegneri? Sì, è già in ordinanza. È già in ordinanza? Sì. Okay. Altre 2 cose veloci. Prego.
del turismo in area veneziana, tutta la filiera, insomma, diciamo, dagli alberghi ai ristoratori, eccetera, benché vada, prevedono che per tutto il 2020, se si arriva a un 25-30% del fatturato normale, questo sarà il risultato. È pensabile che, essendo un settore particolarmente danneggiato fra i danneggiati in Veneto, possa avere un supporto particolare o dalla regione o attraverso la regione, dallo Stato? Guarda, io ti dico, noi abbiamo una, come si può dire, una regola che si dice sempre ai cittadini come stanno le cose. Dalla regione no, nel senso che dalla regione possono arrivare interventi, diciamo, mutuando e riprogrammando ad esempio fondi comunitari, questo sì, ma nuove risorse noi non ce le abbiamo. Ricordo che siamo l'unica regione in Italia che non applica tasse, quindi noi dalle tasche di Veneti non preleviamo almeno 1.170 milioni di euro all'anno. A livello nazionale assolutamente sì, ma non lo dico perché va bene scaricare il problema, perché so che c'è la volontà di portare avanti questo. Dopodiché il turismo sta pagando un duro conto, ripeto, tu hai ragione quando dici c'è questo tema. L'assessore Marcato sta lavorando a un progetto di, diciamo, risorse da rimodulare per i comparti, ci sarà anche il turismo, in particolare il turismo come attività economiche, però presenteremo questo progetto, ma pensare che ci sia una tassa di scopo o altre robe, decisamente no. Per chiudere, a proposito di app, mi pare che il tuo annunciassi, dicessi, insomma, prevedessi che entro la settimana ci sarà qualche novità anche relativamente allo studio che si sta facendo per il Veneto e comunque come si armonizzerà con l'app nazionale che pare alle porte. Ma guarda, l'app nazionale è oggetto di incontro anche questa mattina, anzi in corso, per capire se ci sono degli aspetti sperimentali da portare avanti o quant'altro. L'app nazionale purtroppo è partita male da un punto di vista di consenso pubblico. L'app funziona se c'è consenso attorno all'app, se no non funziona, perché uno deve individualmente e volontariamente scaricarsela sul proprio cellulare. E a mio avviso si è atteso troppo e si è lasciata troppo andare la discussione e quindi le preoccupazioni giuste sulla privacy, sulla gestione dei dati, per cui i cittadini giustamente adesso hanno retrosia. Se non si recupera con informazione corretta e tranquillizzando i cittadini, secondo me l'app avrà grosse difficoltà a decollare. Ma noi stiamo lavorando con il nostro progetto di biosorveglianza, adesso cerchiamo di capire, però noi non stiamo lavorando sulla tracciabilità, cioè sui contatti, no? Sul fatto che uno si avvicina a un'altra persona e scatta la segnalazione che ha incontrato quella persona, e quindi fra 20 giorni se ci sarà un positivo, un caso, andremo a ripristinare tutti i contatti di questa persona. Noi non lavoriamo su questo fronte. Mi fermo qui. Zambò. Sì, solo per capire se diamo per scontato, vista l'ordinanza di domani, che i centri estivi possono riaprire già dalla settimana prossima. Noi scriviamo questo sull'ordinanza. Sì, c'è previsto da lunedì. Già accordi fatti con, non so, associazioni di categoria? Abbiamo fatto gli incontri, li ha fatti l'assessore, però mi fermerei qui perché voglio riservarmi poi di darvi il testo dell'ordinanza che potrebbe avere anche altri aspetti. Grazie. Prego. Dopo la Zambon c'era Emiliano e poi vi dico. Un giro da tutti, non formale nessuno. No, San Presidente, buongiorno, mi permetta di tornare Ciao. sul tema aiuti per le zone rosse. Se il parametro appunto per ricevere questi aiuti è il fatto di 30 o 15 giorni, quindi penalizzando Vo, qua abbiamo già detto anche ieri, l'ha detto lei, è scandaloso. Lei però ha sempre nominato Vo come un case history, come una città che si è immolata per la scienza, ha ricordato nelle lettere dei bambini in fila per aiutare appunto la mappatura di Crisanti. Io non riusciamo a capire come la cecità del governo e anche di chi insomma apponga le firme su certi aiuti sia così evidente. Vo ha diritto agli aiuti. Sì, guardate, a questo punto ve lo annuncio. È bene spiegare cosa è accaduto.
C'è stata una prima stesura c'è stato prima un dibattito perché c'è stata una dimenticanza delle zone venete rosse, dopodiché il decreto va con una stesura che è assolutamente rispettosa dopo le rimostranze delle zone venete rosse, e quindi diventa legge, perché viene bollinato e diventa legge, e dopo in maniera irrituale gli esperti, i giuristi dicono mai vista una roba del genere, con un comunicato, con errata corrige, si mette in gazzetta un nuovo testo di una legge che era già stata bollinata, e noi siamo scomparsi. Allora il tema è questo: noi abbiamo non solo Vo, abbiamo Treviso, Vicenza e Venezia e Padova. Quelle sono le famose 3 zone rosse che io avevo chiesto di ritirare, perché ho detto il Veneto è tutto in emergenza o non mi fate la macchina di leopardo. Sono le famose 3 zone rosse istituite l'8 di marzo, che arrivano in coda alle 10 zone, ai 10 comuni dell'Odigiano, alla provincia di Padova e di Brescia, di Bergamo, di Lodi e di Piacenza. In più noi avevamo Treviso, Padova e Venezia. Dopo 24 ore, da quel 8 marzo, l'Italia diventa zona rossa. Ma nessuno ha revocato le nostre 3 zone rosse. Tanto è vero che vanno a braccetto con le altre province. 3 province venete, poi Brescia, Bergamo, Lodi, Piacenza, quello che vi ho detto. Il decreto dice che per almeno 3 giorni deve essere stata zona rossa. Le zone rosse sono state revocate il 13 di aprile. 8 marzo, 13 aprile sono 30 giorni. Magia, sono sparite tutte le province interessate del Veneto e sono rimaste tutte le altre, quelle dell'Emilia Romagna e della Lombardia. Risultato che abbiamo dato incarico già oggi al professor Bertolissi, e noi ricorriamo dappertutto. Questo decreto, vedrete, ve lo dimostrerò, verrà buttato nel cestino e deve essere riscritto, perché a mio avviso è assolutamente imbarazzante per noi vedere quello che sta accadendo, cioè addirittura che si corregga un decreto con un'errata corrige, cioè si dà un nuovo testo di un decreto che è approvato e è legge. Quindi noi facciamo ricorso avanti la Corte, avanti al TAR, avanti dove bisogna andare, perché questo decreto per noi è offensivo nei confronti dei veneti. E guardate, questi toni io non li ho mai usati durante l'emergenza, però davanti a 200 milioni stanziati non mi puoi dire che i 200 milioni vanno alle zone rosse, giustamente, di tutti, ma tranne che del Veneto. Io dico giustamente agli altri perché hanno avuto la tragedia, ma c'è anche il Veneto che ha avuto 1847 morti ad oggi, oltre a 4500 persone ricoverate e tutto quello che sapete. Presidente, posso toccare un'altra tematica? Torno sul tema della movida. A Padova l'assessore Bressa, quindi al commercio, ricorda una vecchia ordinanza che obbligherebbe gli esercenti a munirsi, a seconda dell'afflusso nel proprio esercizio, se è elevato, di uno steward. Io capisco che gli esercenti hanno vissuto 3 mesi di chiusura e quindi sarebbe un costo eccessivo e aggiuntivo. C'è da dire che però potrebbe essere, oltre ad essere un obbligo, una soluzione, quindi a non chiudere prima e anche a gestire ciò che a tutti gli effetti sembra ingestibile. E chiudo, visto che mi trovo, come può notare, in minoranza, mi è stato chiesto gentilmente anche di ricordare tra le varie categorie i nidi in famiglia che sono stati abbandonati. Certo. Grazie Presidente. Prego. Beh, li ricordiamo, li salutiamo, i nidi in famiglia. Allora, Ma no, dovrei anche rispondere. Grazie Carlo. Scusa. No, può succedere. No, volevo dire una cosa, Emiliano. Mentre tu parlavi dello steward, di tutte le robe belle che si possono fare, pensavo ai giapponesi. Io sono andato in Giappone e sono entrato in un centro commerciale e c'è sempre, se voi fate caso, in qualsiasi grande centro commerciale i dipendenti
entrano e escono perché vanno in magazzino. E i giapponesi praticamente quando escono dal centro commerciale, cioè vanno nel magazzino, si fermano, danno le spalle alla porta, guardano il centro, ringraziano, salutano e vanno via. Abbiamo visto tutti i giapponesi che si portano a casa le carte dagli spalti dello stadio, che ripuliscono, e non esiste attraversare la strada se il semaforo è rosso, e attraversi puntualmente, arancione si sta fermi, cioè tutto funziona. Capisci che è un fatto culturale a questo punto, cioè se continuiamo a ragionare che serve lo steward, dopo mettiamo a vigilanza, dopo mettiamo quello che è autorizzato anche a fare mosse di karate, cioè capite che non finiamo più, cioè cominciamo a chiederci se ragionare così è corretto. Dopodiché è vero che i gestori hanno l'obbligo della vigilanza. Ve l'ho detto ieri, come una persona che fa mescita di bevande non può dare l'alcol al minorenne, è altrettanto vero che tu non è che puoi continuare ad alimentare un assembramento davanti al tuo esercizio commerciale e dire ma sono di fuori, io non posso controllarli, perché c'è un limite a tutto. Io ho fatto un po' di telefonate ai ristoratori oggi per sapere com'è andata la prima apertura e ho trovato una filosofia che tutti hanno applicato: siamo sommersi da richieste di prenotazioni e tutti mi hanno detto siamo partiti però piano, abbiamo voluto rinunciare a prenotazioni perché vogliamo capire come funziona. E mi hanno anche tutti aggiunto, guardate, ne ho sentiti 4 stamattina, mi hanno tutti aggiunto: siamo rimasti sorpresi dalla civiltà e dal rispetto che hanno avuto i nostri avventori. Loro erano preoccupati di trovarsi davanti a avventori che cominciavano a discutere sul fatto che la mascherina non me la metto quando mi vado al bagno, che il gel igienizzante te lo metti te perché io non ho bisogno. Invece hanno trovato assolutamente rispetto, e questo rispetto lo devono avere anche quelli che devono farsi lo spritz. Non è una colpa fare lo spritz, neanche l'happy hour, ma deve essere un happy hour, un'ora felice e non infelice. Grazie. Allora il giro prevedeva Prigioni, Salmaso, Manzan e Buoso. Ciao. Sto notando che i laboratori privati in forma privata, oltre al test sierologico, propongono anche il tampone. Può essere un aiuto allo screening epidemiologico? Ma guarda, loro rientrano ovviamente indirettamente nel piano di sanità pubblica perché sono accreditati. Se trovano positività noi le dobbiamo verificare ovviamente per il tramite del servizio pubblico, sto parlando del test sierologico. In generale sono scelte individuali, nel senso che noi garantiamo il servizio di sanità pubblica, il contatto, il sintomatico, tutto come è previsto. Facciamo screening nel caso di riposo, dipendenti, partiamo con i dentisti, abbiamo fatto le farmacie, i dipendenti delle farmacie e così via. Dopodiché se un cittadino dice io voglio togliermi una curiosità e sapere se ho mai incrociato il virus in vita mia, si fa il sierologico, ma il sierologico lascia il tempo che trova, nel senso che non è, cioè il tampone ti dà il contagio virus vivo, cioè ti dice tu sei positivo e sei sintomatico, cioè scusami, e sei contagioso se è positivo il tampone. Il sierologico ti dice qua è passato qualcosa, il tuo sangue mi dice che hai formato anticorpi. Lo dico perché qualcuno pensa che il sierologico sia diciamo la soluzione, è semplicemente togliersi una curiosità per certi aspetti. Quindi magari fare anche il tampone nello stesso laboratorio privato, perché questo che non Ma sì, i tamponi li possono fare, sì, noi abbiamo anche contezza delle quantità di tamponi che vengono fatti extra servizio pubblico. Sì, l'ho detto prima, solo gli accreditati e autorizzati. Allora Salmaso, Manzan, Buoso. Bene, 2 questioni, Presidente, se è possibile. Sì, ciao. Dividiamo. Volevo tornare un po' sulla vicenda un collega già anticipato la domanda. Lei ha detto che vi state parlando nella conferenza Stato-Regioni e a lui risulta che Apple e Google abbiano presentato il loro sistema di notifiche che potrebbe essere utilizzato in 22 paesi. E più nello specifico si tratta di un'interfaccia, adesso utilizziamo gli specialismi, che consente però di semplificare il dialogo del smartphone. Questo è il primo problema che è stato risolto. Il nodo vero però è legato al tema del privacy, come ha detto lei. Cosa è successo? Che tra i vari soci di Ben Stund abbiamo nomi importanti dell'imprenditoria, cito solo i venti, Renzo Rosso, Paolo Marzotto,
oltre ai ragazzi che l'hanno inventata. C'è però un fondo di investimento cinese che è ovviamente controllato dal governo, e il governo cinese impone a tutti gli imprenditori che fanno investimenti all'estero di comunicare ai servizi segreti il core business delle loro attività. Quindi, in poche parole, noi rischiamo di dare la gestione dei nostri dati sanitari in mano al governo cinese. Allora, è questo il vero ostacolo che impedisce il via libera all'API immuni. La Francia, ad esempio, è riuscita a superare questo problema con una filiera industriale in verticale finita dai tecnici. Quindi il governo francese garantisce la totale integrità e sovranità della gestione dei dati sanitari. Ci faccia capire bene se sono, fantasie quelle che noi stiamo tirando fuori oggi, o se invece sono problemi reali. No, guarda, Albino, non sono fantasie, ma non è una roba della ragione, è una roba del governo questa. Nel senso che anche noi leggiamo i giornali e facciamo considerazioni personali, perché non siamo parte integrante di un tavolo che progetta, di un tavolo che decide, di un tavolo che sceglie. Ci hanno detto questa l'app si chiama Immuni, punto. Pensavano dopo 3 secondi di averla vista scaricata da tutti, non è accaduto così, perché è partita una grande discussione. Prova ne sia che la forza di governo, il partito di riferimento, il PD al governo, per voce di Del Rio, ha chiesto la discussione in Parlamento addirittura sull'app Immuni. Per cui... E quando arriverà? Ma non te lo so dire, perché adesso stanno proponendo di fare delle aree sperimentali, ma capite che il virus, se andiamo avanti con questa velocità, se ne va e torna anche qualche suo parente tra qualche anno prima che l'app sia operativa. Però guarda, informazioni ne abbiamo poche, non abbiamo... Adesso c'è l'ingegner Gubian che sta partecipando a una riunione tecnica e ci darà ragguagli nel pomeriggio rispetto a quello che hanno discusso sul tavolo tecnico. Stamattina diceva la settimana prossima, almeno a parole. Non lo so. L'altra cosa che di attualità: in Sicilia sono scattati gli arresti per corruzione tangenti del 5% sulle forniture. Hanno coinvolto anche il dirigente che si occupava del Covid-19. Ecco, direi che il 5% su forniture di 600 milioni fa una cifra... 30 milioni. Ecco, direi che... cosa ne pensa di questa vicenda che purtroppo si ripresenta una certa periodicità nella storia della politica italiana? Ma cosa volete che vi dica? La fase iniziale Dico semplicemente che bisogna assolutamente dare mandato e carta bianca alla magistratura per chiarire i fatti e identificare eventuali responsabili e perseguirli, punto. Guarda, me l'ha detto te sta roba. Alda, Manzan, se sarà naso terminato, poi tocca a Boso Ansa. Presidente, buongiorno. Ciao. Possiamo ritornare un attimo sul tema tamponi e esame serologico, nel senso che da quello che diceva un attimo fa, il tampone ti fotografa la situazione esistente, ti dice sei positivo o sei negativo. Il serologico, il prelievo del sangue non più rapido, ti dice invece se sei entrato in contatto con il virus, e lo studio che sta portando avanti Plevani e il collega di Verona è per capire se sei diventato immune per quanto tempo. La domanda è: un paziente normale può andarsi a fare per sfizio suo l'esame serologico in una struttura privata su prescrizione del medico o a pagamento? Serve o non serve? E come siamo messi con l'immunità? Ci sono progressi sul progetto che stanno portando avanti i nostri studiosi? Scusa? Se ci sono novità sul progetto, sull'immunità che stanno portando avanti i nostri studiosi. Sì. Ma guardate, allora, per ricapitolare, io non sono scienziato, dico quello che leggo. Abbiamo il tampone che ad oggi è l'unico test che per legge dà diagnosi. Cioè, se voi volete un certificato, dovete fare il tampone. Il tampone ci dà la positività, virus vivo, quindi contagioso, e se noi entriamo in contatto con il virus, il tampone ci dà la lettura della presenza del virus non prima dei 7 giorni dal contatto. Cioè vuol dire che se abbiamo il contatto, il contagio, il tampone ce lo legge solo dopo un tot di giorni, si dice sui 7 giorni.
Il tampone ovviamente ci dà la positività dal momento in cui diventiamo positivi al momento in cui ci negativizziamo, che solitamente questo periodo dura un paio di settimane, si dice che duri di meno, però prudenzialmente si fa le famose 2 settimane di quarantena. Il cittadino viene ritenuto negativo solo dopo 2 tamponi negativi nelle 24 ore, quindi si finisce la sua quarantena, 2 tamponi negativi, libero. Poi c'è il test rapido, quello con la goccia di sangue, che viene spesso definito sierologico. Lo dico Alda, sai perché? E ti ringrazio per la domanda, perché tanti che ho fatto il sierologico e poi ti fai spiegare ho fatto la goccia di sangue. Sicuramente valuta anche questo la presenza di anticorpi in maniera assolutamente molto più empirica, perché è una striscetta come misurare la glicemia o il test di gravidanza, insomma una roba immediata. Goccia di sangue, 2 gocce di reagente, un quarto d'ora ci dice sì, sono anticorpi mossi, definiamoli così, dalle IG. E questo ha che validità? Si dice da prove sperimentali validate anche nel nostro piano di sanità pubblica, che arriva a beccare l'eventuale positività non prima di 11 giorni dal contagio. Poi c'è il test sierologico, prelievo del sangue e verifica qualitativa o quantitativa della risposta anticorpale. Cioè prelevo il sangue e dico, c'è stata una risposta anticorpale? Sì. Adesso vediamo anche che qualità di risposta, cosa c'è, cosa dicono, gli anticorpi sono di diversi tipi. Lì che ricerca si fa? Si fa la ricerca nella sperimentazione che stiamo facendo degli anticorpi neutralizzanti, cioè coloro che in teoria, secondo un titolo anticorpale, ma stiamo parlando di ricerca scientifica ad alti livelli, garantiscono che quel corpo, se rincrocia il virus in via teorica, non si reinfetterà più, perché ha già la sua pattuglia di difesa che becca il virus, lo strangola e muore. C'è il progetto in piedi, è del professor Plebani e professor Crisanti e professor Lippi, quindi Padova e Verona. Hanno fatto già un contingente più o meno di 5.000-6.000 prelievi di sangue. Vi ricordo che di test sierologici oggi sul mercato ce ne sono un centinaio, però ad oggi in Italia non ce n'è uno validato, cioè ci sono progetti sperimentali, ma non c'è un test validato dall'Istituto Superiore della Sanità e dice questo è il test. Cosa serve il test sierologico? Per sapere se hai avuto gli anticorpi. Non aggiungerei altri significati. Dal libero cittadino il prelievo a me serve solo per sapere se ho avuto gli anticorpi, punto. Ma avere questa risposta non ci toglie un altro quesito, che è quello di sapere, ma sono sufficienti per garantire che sei immune? No. Questo è un test qualitativo, sperimentale, che si sta affrontando, tutte le multinazionali stanno affinando le procedure, i kit diagnostici, ma siamo ancora in una fase di studio. Questo posso dire. Quindi il tema della patente di immunità è ancora prematura. Il tema della patente di immunità diventa realtà nel momento in cui ci sarà un progetto, un processo diagnostico validato, che non sarà solo validato perché è riconosciuto come il test che riconosce gli anticorpi, ma sarà validato anche per un altro motivo, che sperimentalmente riusciremo a dimostrare che gli anticorpi sono immunizzanti, perché c'è anche un quesito dal quale rispondere. Gli anticorpi dureranno a vita per questo virus oppure no? Noi ci facciamo l'antitetanica, per dire, no? E lì ce li abbiamo, diciamo, c'è un richiamo, ma insomma sì, è una cosa che va molto in là. Invece c'è anche questo quesito, cioè, gli anticorpi dureranno a vita? Allora, Buoso, Zennaro, di nuovo Sarmaso, se l'è alta finito. Parisi, Malavasi. Solo una cosa tecnica legata al bollettino di oggi, che è appena stato mandato. Sì. Mi chiedono i colleghi della redazione come mai il totale dei casi positivi rispetto a ieri è negativo, almeno 2. C'è stato un incontro, un ricalcolo. No, guarda, l'assessore Bottacin da un occhio e ci dice subito. Non ce l'ho. Probabilmente abbiamo fatto un ricalcolo, non so. No.
O anche un errore umano, non te lo so dire. Dalla redazione. Sì, giusta osservazione. Zannaro TGR. Presidente Mussolini. Ciao. Nella delibera dell'ordinanza di domani c'è dentro la questione dei figli di famiglia, anche ci sono dentro anche questioni legate ai patronati, ai GREST e ai centri culturali. Sì, l'abbiamo detto ieri, me lo ricordavi, 017 siamo. 017. Anche i centri culturali, i teatri, cinema. Sì, ma non anticipo tutto. No, ma c'è dentro che per lavorare, anche i teatri. Ieri dove sei tu? Centri sociali. Boh, mi fermo qua. Tanto ti interessava quello. Giusto? Salmaso. No, volevo tornare su Salmaso, voce alta perché sennò i colleghi vabbè, tanto quando mi le sente il dirette Presidente basta sono così. monche delle vostre domande. Quando mi sente il Presidente basta così. No, ci sono 500.000 persone che ti ascoltano. E allora che aiutate meglio la sa. Dai, adesso vieni qua anche a fare difficile. Dai Albino che ti vogliamo bene, vai. Allora, volevo tornare sulla questione sollevata da Alda Lanzani, cioè Presidente, sui test di immunità e sui tamponi. Alcune regioni hanno proposto, mi pare il Lazio, ho sentito ieri sera, che vengano inseriti nei DEA. Lei cosa ne pensa a questo posto? Guarda, io penso assolutamente di sì. Dico anche che il tampone non si paga. Cioè nel piano di sanità pubblica del Veneto non è che si paga il tampone, cioè è un fatto di diagnostica, di cura, per cui se vengono inseriti, diciamo, abbiamo un aiuto per fare i tamponi, il che vuol dire che ai cittadini però bisogna spiegare che il tampone non è che lo si fa alla bisogna, lo si fa in base alle indicazioni, perché capite che la capacità di fare tamponi è sempre limitata, per quanto ci siano un sacco di belle intenzioni e belle enunciazioni, la capacità è sempre una capacità limitata. Tamponi fatti a soggetti non aventi titolo sono tamponi rubati a soggetti che stanno male o che hanno avuto contatti a rischio e quindi che dobbiamo diagnosticare. Cioè, non vorrei che passi l'idea, a me piace l'idea di fare i tamponi a tutti, ma tecnicamente non ce la facciamo. Parisi, Malavasi, Malavasi. No, era su questo? Sì, chiudiamo l'argomento. Per concludere l'argomento, non avrei risposto alla domanda che avevo fatto inizialmente, cioè se io voglio fare un comunque serologico, posso andare in una struttura privata? Sì. Scusi, pubblica? No, nel senso che se c'è un'indicazione sì, ma non diciamo richiedere a una struttura pubblica di fare il serologico, cioè deve essere un'indicazione in questo senso. Allora ricominciamo, Parisi, Malavasi, poi c'era Petremo. Sì, Presidente, per concludere la questione che stiamo trattando, in merito all'esame serologico, cioè il prelievo del sangue, no? Lei ha detto, se ho capito bene, che dà la risposta qualitativa degli anticorpi, cioè quelli neutralizzanti che garantiscono se il corpo praticamente si ribecca il virus, lo dico così in modo molto spicciolo, non si ammala più, quindi è da capire, no, se gli anticorpi sviluppati, questi neutralizzanti, permetteranno di darci l'idea di questo famoso patentino di immunitario, corretto? Sì. Ok, perfetto. E poi invece, cambiando argomento, ci scrivono diversi infermieri che hanno lavorato anche nelle parti Covid di ospedali privati. Chiedono se è previsto un premio anche per loro. Ne abbiamo parlato ieri. Sì, chiedo scusa, ma... No, ieri ne abbiamo parlato e abbiamo detto che noi abbiamo un rapporto con l'ospedale con l'accreditamento e quindi il loro datore di lavoro, c'è riferimento al loro datore di lavoro. Questo non vuol dire togliere importanza o considerare di serie B, ma noi non abbiamo il rapporto lavorativo diretto con loro. Quindi è discrezionale da parte della struttura di appartenenza. Certo. Grazie. Malavasi. Due questioni di dettaglio. Nei giardini pubblici fino a qualche giorno fa, non so adesso chiedo l'informazione, i giochi per i bambini erano vietati. È terminato questo divieto di uso? No, si stanno facendo le linee, stiamo seguendo questo, l'abbiamo già detto anche gli altri giorni, nel senso che portiamo avanti l'apertura anche di questo.
già da oggi sono già... No, stiamo facendo le linee guida. Sì. Dunque, mi pare, a proposito di supermarket, domenica siano aperti, quindi cambi la regolamentazione. È cambiato anche, quindi non sussiste più il divieto di portarsi una persona, di essere in più sul nucleo familiare? Sì, però l'indicazione e la raccomandazione è di non farlo, ove è possibile non farlo. Ok, grazie. Prego. Zennaro di nuovo. Presidente, sul trasporto pubblico locale abbiamo ancora parecchie segnalazioni di caos, praticamente di mancato rispetto, perché o prendi l'autobus per andare a lavoro, o il treno o il vaporetto e ti trovi in 3.000 persone, quindi con grandi, cioè si mette a rischio, togli la movida, ora te la trovi in vaporetto la movida. Sì, ho visto le foto. Guardate, vi annuncio già che ho invitato l'assessore De Berti a venire qua a fare un punto con voi in maniera tale che parlate anche direttamente con chi poi ha seguito tutte le trattative. E quindi magari se volete anche prepararvi, se avete necessità di fare approfondimenti, o domani o massimo sabato è qui. Prego. Emiliano, poi c'era la maestra che aveva... Sì, vabbè, dopo Emiliano, alla fine la maestra, perfetto. Presidente, sempre tra le novità, sono nascoste questa mattina, potrebbe aprirsi, e chiedo se lei ne ha contezza, una finestra per gli spostamenti, almeno tra regioni con basso livello di contagi, le risulta? No, guardate, a me non risulta, a me risulta che il governo stia tenendo al momento la linea di aprire dal 3. Sì, Poi, dal 3, perdoni, la data del 3. poi verificheremo, cioè non so, ma di anticipazioni no. Vedo che altri colleghi, seguendo quello che è stato fatto in Veneto, fanno accordi transfrontalieri, definiamoli così, no? Province confinanti tra regioni confinanti che possono avere questo scambio, che è uno scambio, come si può dire, a favore dei congiunti, perché molti hanno magari partner dall'altra parte della nell'altra regione, quindi c'è un tema anche di ricongiungimento tra congiunti. Presidente, può essere che non sia perso, mi scusi nel caso, ieri la collega Marchiori sollevava il caso dei guanti negli esercizi, insomma, per l'abbigliamento, è stata sistemata la cosa, può essere che non la sia persa io? Sì, ieri avevamo detto che c'era il tavolo tecnico che se ne sarebbe occupato, l'aveva sollevato Ilaria Marchiori, e domani penso di aver risolto la roba. Prego. Se i giornalisti hanno terminato, una maestra che poi dà una domanda, poi ci sentiamo domani se gli assessori non hanno chiarimenti, se c'erano in più 2 e meno 2. Un attimo. C'è Alda. Meno 2, sì. Buongiorno Presidente, buongiorno. Buongiorno. Sono Fabiana, coordinatrice, amministratrice di una scuola, un servizio 06 di Mestre. La mia domanda è, appunto, questa mattina abbiamo seguito attentamente quello che ha detto l'assessore Lanzarin e che ringraziamo per l'impegno, e noi speriamo, risottolineo l'importanza per noi di avere una data di apertura del servizio 03 abbastanza urgente e delle certezze rispetto appunto a questa fascia, visto che il 3-6 è abbastanza sistemata. Ecco, per noi risottolineo l'importanza anche dei fondi, perché se i fondi stanziati sono solo ed esclusivamente erogati alle scuole, diciamo, dell'infanzia parificate e i nidi accreditati, è chiaro che per noi diventa un problema, perché noi siamo comunque privati e autorizzati dalla regione. Quindi noi ci speriamo veramente tanto. Un'altra problematica che ci affligge un po' è il protocollo della fascia 3-6, quindi scuola dell'infanzia, per capirci, che il rapporto numerico è assolutamente insostenibile sotto il profilo diciamo economico. Quindi noi ci auguriamo che vengano un po' modificati i rapporti, che normalmente sono 1:28 e sono diventati 1:5. Cioè non riusciamo assolutamente, moltissimi di noi, almeno al 90%, non riusciranno ad aprire con questo rapporto numerico. Quindi noi speriamo che qualcuno si prenda un po' la responsabilità di farci aprire con serenità, non solo sotto l'aspetto, diciamo, pratico, tecnico, ma anche sotto il profilo economico, perché sono 3 mesi che noi siamo a fatturato zero e siamo molto in difficoltà.
infanzia e nido e le colleghe che hanno i nidi in famiglia. Quindi credo che sia importante valutare anche questa cosa, se no chissà che qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di dire ai nostri bambini che le scuole sono chiuse e dove troveranno tutte le loro maestre. Ma guarda, io ho ben chiara qual è la situazione. Dopo lascio la parola anche all'assessore Lanzarin, così vi dà un'ulteriore spiegazione e aggiornamento. Considerate che siamo partiti da una situazione nella quale non era minimamente accettata qualsiasi forma di riapertura, perché noi siamo partiti da lì nella discussione, il che non vuol dire che noi avevamo capito tutto e a Roma non avevamo capito nulla. C'era di mezzo la preoccupazione di natura sanitaria. Per dire la notizia che c'è stata ieri di un'infezione di 70 bimbi nelle scuole francesi, comunque ha fatto il giro del mondo, poi il tema della sindrome di Kawasaki per gli altri aspetti ha pesato tanto. Allora, noi quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, abbiamo prodotto le linee guida che sono la condizione unica per poter riaprire. Abbiamo ben chiaro tutto il tema dei nidi privati, di tutto quello che sono autorizzati giustamente come ha detto lei e quindi vanno tutelati. L'impossibile lo facciamo, considerate che dall'altra parte abbiamo un interlocutore che deve comunque rispondere a quello che facciamo. Adesso l'ordinanza verrà fatta, si cerca di partire e dopodiché anche sul fronte delle risorse abbiamo delle idee. Dopo io devo salire che ho la conferenza dei presidenti, vi lascio però per un intervento anche sul tema risorse dell'assessore Lanzarin, così vi dà magari così da seduti, non in piedi da piazzale, vi dà magari ulteriori delucidazioni. Se non avete altro, grazie. Prima di dare la parola all'assessore Lanzarin, lui aveva chiarimenti sul meno 2 Boso. Lascio Bottacini e poi Lanzarin. Grazie, buongiorno. Ma il meno 2 è presto spiegato, nel senso che rispetto al bollettino di ieri sera sembra che ci siano 2 casi in meno da inizio contagio. In realtà vengono inseriti i dati anche dei dubbi, che però i dubbi, voi sapete, vengono rifatti e quindi se nel secondo tampone risulta negativo vengono tolti, ok? Ed è il motivo per cui magari in passato questo non traspariva, perché i numeri erano grandi, no? Perché voi vedete il meno 2, ma il meno 2 è dato da un meno 4, un meno 1 e un più 3 magari, no? E siccome in passato i casi positivi erano in continua crescita, questo faceva scomparire questi dati poi che venivano verificati. Ovviamente andando verso dei dati che sono di incremento molto basso, abbiamo detto dell'ordine dell'1-2 per 1000 o addirittura di quasi non incremento, è chiaro che emergono questi dati ed è uno dei motivi per cui eravamo passati all'unico bollettino giornaliero, quello della mattina, rispetto a quello doppio della mattina e della sera. Infatti se voi controllate con quello di ieri mattina il dato è assolutamente coerente e quindi non ci sono... Infatti noi lo facciamo sulle 24 ore. Sì, esatto, anche noi, infatti quando è stato detto c'è un dato, dico come a me non torna, perché io non lo guardo neppure quello della sera, cioè nel mio modello matematico neanche lo inserisco, tanto per dire, quindi non c'è problema. È chiaro che quando i numeri sono piccoli basta che ci siano 5-6 casi dubbi e questi vengono registrati, poi dopo il giorno dopo scompaiono, uno dice ma come sono scomparsi? No, non sono scomparsi, sono stati verificati, però nel dubbio ci si prende dalla parte, questo a conferma del fatto che non si vuole nascondere nulla, anzi, cioè, mettiamo tutto quello che c'è, casomai in più. Poi un giorno Carlo mi farà parlare della protezione civile. Ma... Io posso solo ripetere le parole del Presidente, ingegneri grazie di esistere, hanno una risposta quasi sempre per tutto. Poi un giorno Carlo mi farà parlare della protezione civile perché gli preparo sempre i dati ogni giorno, ma... Assessore, quindi il report è rimandato? Mi pare di capire di sì, anche perché è ormai l'1:30. Cioè, 5 minuti magari, so che a quest'ora magari è un po' tardi. Quando riusciamo lo facciamo, cioè credo che se li meritino i 5 minuti di volontaria protezione civile. Posso chiedere una cosa a proposito delle curve di previsione che nel modello matematico, rispetto a quello di avvio, a quello iniziale, rispetto alla previsione iniziale,
quanto la situazione, i dati della situazione attuale si discostano dalla previsione e quanto mediamente, insomma, la previsione iniziale ha... No, io, se volete, anche questo a Carlo ho dato delle slide, se volete ve lo spiego, poi vi annoiate tutti, vi addormentate. No, ma senza spiegarlo in maniera tecnica, come ha fatto ieri Rigoli per la signora Maria, lo posso spiegare. Nella fase iniziale, le prime curve, cioè siccome non si sapeva cosa stava succedendo e il virus era sconosciuto, abbiamo utilizzato i dati che si trovano in letteratura, che vengono utilizzati nei casi di epidemie relativi a influenze. È chiaro che questo dato dava una curva che era esplosiva, esponenziale, c'è una crescita molto rilevante che nei primissimi giorni si è rivelata essere esattamente quella. Quindi il dato che abbiamo trovato in bibliografia, in letteratura e che abbiamo utilizzato come base di partenza per il modello matematico, purtroppo aveva riscontro nella realtà, il che voleva dire che i casi nel giro di qualche settimana sarebbero stati tali da non solo riempire tutti gli ospedali, ma andare anche oltre in overbooking rispetto alla possibilità che avevamo di offrire come offerta sanitaria. E quindi si è agito in due direzioni, cercando di contenere il virus quanto più possibile con due misure principali, che sono la restrizione, che è quella che ha adottato anche a livello nazionale e noi con le ordinanze, e la seconda quella del andare a caccia del virus, no? Cioè cercarlo, isolarlo, mettere in isolamento i suoi contatti in modo da rompere i fronti di espansione del virus, e questa è una cosa che ha pagato. E dall'altra di allargare l'offerta sanitaria, quindi abbiamo aumentato di non poco i posti letto in terapia intensiva e in terapia non intensiva, questo ovviamente in parallelo. È chiaro che nel momento in cui tu vai a intervenire con due misure correttive, la restrizione e la caccia al virus, devi ritarare il modello, ok? Perché è chiaro che se fai qualcosa anche il modello, la curva si abbassa, dice ma cosa sta succedendo? Quindi l'abbiamo ritarato, si è ritarato in maniera corretta. Io non l'ho mai pubblicato perché, Presidente, giustamente, correttamente, come sempre accade, è chiaro che questi sono elementi di previsione, quindi possono avere dei margini di errore, e li hanno, però il margine di errore può essere anche grande, quindi è chiaro che è molto delicato dare un dato del genere e renderlo pubblico, però noi ce l'avevamo sotto gli occhi. Oggi, ex post, vi posso far vedere le due curve, quella del modello ritarato secondo i nostri canoni e quello reale che c'è stato, e vedrete che c'è sovrapposizione. Anzi, c'è stato un paio di settimane fa che il modello stava dando un riscontro più basso rispetto a quello che era in realtà, e poi si è spiegato col fatto, vi ricordate, che ci hanno detto ma quelli che si negativizzano non devono rientrare, quindi vedrete una curva nostra molto più alta, quella reale, rispetto al modello, e poi crolla e si riallinea assolutamente al modello matematico, quindi vuol dire che tutto sommato era stato fatto anche bene, insomma, ecco. Non so se sono stato troppo confuso. No, chiarissimo, come sempre. Grazie Assessore Lazzarini sul problema scuole e riaperture. Sì, allora noi abbiamo fatto, prima di incontrare qui insomma i rappresentanti delle scuole, insomma dei nidi, delle materne, dei nidi che abbiamo incontrato, io ero in videoconferenza con tutte, quindi stamattina alle 10 con FISM, Assonidi, ANCI, allargata perché c'era Fede Solidarietà, Lega Coop, quindi il mondo della cooperazione sociale, c'era il mondo delle parrocchie perché c'era un rappresentante per tutti i vescovi del Veneto, c'era anche il mondo delle fattorie didattiche, insomma, quindi abbiamo raggruppato tutti i soggetti che oggi si occupano del 0-17, perché noi usciremo con un provvedimento che non è più solo 06 ma 017, quindi includendo tutta la parte di prima infanzia e tutta la parte poi dei centri estivi, fattorie didattiche, tutto quello insomma fino ai 17 anni. Il documento è stato oggetto di discussione ieri e di presentazione nel comitato tecnico che abbiamo detto si è costituito a livello di conferenza di regioni, che vede 5 regioni e il Veneto è coordinatore con la dottoressa Russo, la prevenzione. Le altre regioni sono Emilia, Lombardia, Toscana e Campania.
Domani mattina c'è un nuovo incontro perché sono le stesse 5 regioni che stanno preparando anche le linee guida per attrezzature, parchi giochi, parchi divertimenti, centri sociali, insomma quello che manca, in modo da completare il percorso che abbiamo fatto la settimana scorsa in conferenza Stato-Regioni. Noi abbiamo presentato oggi questo documento, il documento arriva da anche trae un po' insomma di spunti da quelle che sono le linee che sono arrivate sabato sera mi sembra dal Ministero della Famiglia Nazionale, che parla appunto del 03 rispettivamente alle attrezzature parchi giochi e poi del 317 invece relativamente a tutto il resto, quindi ci sono delle linee che vanno anche in questa direzione. È chiaro che il documento è un documento che noi l'abbiamo presentato stamattina, sarà un documento che riavvia a far ripartire, poi vedremo strada facendo l'evoluzione più metodologica rispetto anche ai rapporti che sicuramente sono, lo sappiamo, penalizzanti, quindi rispetto operatore bambino per le fasce di età e quant'altro, però oggi ci dobbiamo attestare con determinati rapporti tra educatore, operatore, bambino o adolescente. Dopodiché, in base a quelli che è il monitoraggio che noi facciamo anche a livello regionale, USL per USL, anche con i parametri che noi dobbiamo comunque consegnare ogni settimana al Ministero della Salute, eccetera, monitoriamo bene e poi insomma passo per passo seguiremo. Quindi per noi il lavoro è completato, domani mattina credo insomma che troverà anche la parte finale insomma dalla conferenza del gruppo tecnico che è stato individuato all'interno della conferenza delle regioni, per poi avere invece l'ordinanza, gli altri provvedimenti che saranno quelli regionali. E quindi questa è la partita per quanto riguarda appunto il riavvio delle attività 017. Per quanto riguarda invece l'aspetto economico, che era l'altra tematica che interessava chi oggi è venuto qua, noi conosciamo molto bene la tematica appunto legata a nidi in famiglia piuttosto che i nidi che sono autorizzati e accreditati ma non rientrano nel riparto che noi solitamente facciamo perché sono dopo il 2010 e quindi su questi stiamo recuperando delle risorse, quindi ho anche detto a loro ci saranno dei provvedimenti che vanno anche comunque a individuare delle risorse specifiche per queste strutture. Domande? Malavasi. Assessore, quindi è confermato che da lunedì se le strutture sono in grado di organizzarsi, se gli insegnanti vengono reperiti, se ci saranno tutti i gruppetti di rapporto tra bambini, tutto potrà riaprire. Sì, allora noi con l'ordinanza che il Presidente farà venerdì, presumo quindi domani venerdì, domani pomeriggio, noi daremo il via probabilmente dal lunedì. Poi è chiaro che ogni struttura in base a sanificazione, preparazione e quant'altro si organizzerà rispetto anche a quelle che sono le attività da fare all'interno di queste strutture. Quindi questo è il discorso, perché poi è un'organizzazione appunto che va in questa direzione. Abbiamo anche chiarito che non ci vorrà nessuna autorizzazione da parte dei comuni, perché comunque nel provvedimento, nelle linee guida nazionali si parla di autorizzazioni comunali, ma vigono le autorizzazioni che ci sono. C'è un discorso, e questo qui insomma è condiviso con tutti, di un patto di responsabilità tra enti gestori, genitori e lavoratori rispetto appunto, perché poi la sorveglianza, chiaro che è una sorveglianza attiva sui bambini, sui familiari, sui lavoratori, che deve essere fatta da parte di tutti. Grazie. Malavasi, poi chiudiamo, grazie. C'è anche Salnato. Dentro la colonna Salnato è un po'... Vedo poco. Si rientrano fra le strutture che vanno aperte anche i nidi e materne pubblici oppure no, statali comunali dentro. E l'altra cosa è se dal punto di vista della questione economica se si potrà accedere come e quando eventualmente ai 150 milioni del decreto rilancio. Allora, sui 150 milioni abbiamo pochissime notizie anche noi, sappiamo che ci sono, non c'è ancora un'istruttoria su questo, si parla di comuni, non di regione, quindi faremo insomma anche noi le nostre dovute osservazioni rispetto a questi, che però sono solo per i centri estivi, almeno vengono quantificati i centri estivi, quindi 3,14, 3,17, almeno così dalle letture che noi abbiamo fatto.
C'è però l'estensione del bonus babysitter anche per chi consuma il bonus all'interno di strutture per la prima infanzia, quindi hanno allargato quello, quindi non solo più con recuperare appunto una persona per l'accudimento dei figli a casa, ma anche chi consuma insomma all'interno di una struttura, di un servizio prima infanzia, quindi c'è stata un'apertura su questo ed è stato anche aumentato. Poi sappiamo insomma le difficoltà con INPS e quant'altro insomma per averlo e tutto il resto. Mentre la domanda era? I nidi, allora oggi era presente anche, come in tutti gli incontri, anche l'ufficio scolastico regionale. L'ufficio scolastico regionale rispetto a tutta la parte pubblica faranno tutta una serie di valutazioni e comunque anche loro gli servirà molto questa parte di partenza di tutto il resto per capire bene poi quando ci sarà anche la ripartenza di tutto il pubblico, quindi gli servirà. Non da lunedì, non automaticamente, non insieme alla No, volevo capire anch'io un po' più nei dettagli la parte economica, nel senso che mi pare che i contributi delle famiglie siano stabiliti al DPCM Conte, quindi 1.200 euro per il bonus babysitter, le famiglie hanno diritto, devono presentare la domanda secondo la procedura stabilita dal governo. Qui mi pare che le signore, le operatrici, sollevino un'altra questione. No, ma infatti io sono due cose distinte. Perfetto, vi faccio capire questo, cioè loro è da mesi che non percepiscono lo stipendio e non sanno se rientrano nei provvedimenti della cassa integrazione stabilita dal governo, secondo No, ma è un'altra cosa ancora. No, un'altra cosa ancora. Allora, ci sono delle strutture che siccome sono state autorizzate e accreditate dopo il 2010, legge regionale appunto che individuava tutta una serie di caratteristiche eccetera, non accedono ai contributi insomma previsti che noi diamo alle scuole paritarie e quant'altro, strutture per eccetera. E quindi queste strutture insomma chiedono in questo momento un aiuto. Sono una cinquantina di strutture e in più ci sono i nidi in famiglia, là vedo scritto 2,32, io ho un dato di 2,50, ma comunque va bene. 250 persone? No, sono le strutture, sono queste, il numero delle strutture, poi bisogna capire quanti bambini hanno, non ho adesso il numero di bambini, sono il numero delle strutture che i miei uffici hanno censito, sono le mie strutture, quello che i miei uffici hanno censito, questi sono i numeri che ho approssimativamente ma non ho il dettaglio qui, quindi loro parlano di questa partita che abbiamo detto con fondi regionali, quindi non c'entrano niente questi fondi nazionali. Stiamo provvedendo per recuperare delle risorse per metterle in questa partita con fondi regionali. Paghereste voi la cassa integrazione? Non è la cassa integrazione, diamo un contributo a queste strutture che serve per il sostentamento di queste strutture, come lo diamo per le strutture paritarie che invece rientrano nell'altro riparto. Ovviamente sono finanziamenti che vanno avanti alle strutture e poi le strutture Chiaro, come certo. mi pare evidente. Non è quindi sono due cose distinte. Sì. Perfetto, va bene, grazie. Signori, scusate. Abbiamo la conferenza proprio. Una conferenza stampa, non è un'assemblea, scusate. Dobbiamo scappare su che abbiamo i governatori tutti in fila. Arrivederci.